20 anni sono passati di slogan, di propaganda, ma intanto però a Roma governavano loro e governavano anche loro in Veneto. Però adesso ci vorrebbero far credere che loro non ci sono mai stati. Verginelle venute da Marte, 20 anni. 20 anni in cui hanno anche provato a rifarsi una verginità, togliendosi la camicia verde e indossando la felpetta nera, pensando che noi siamo dei pezzi, pensando che noi siamo dei pezzi e non ci accorgiamo che dietro a quella felpa nera ci sono sempre loro, con le loro facce, con i loro slogan. E a loro forse oggi farebbe comodo che noi stessimo alla finestra a guardare in silenzio. Loro che scaricano sempre tutte le responsabilità su Roma, su Bruxelles, sull'Europa, mai una volta che si prendessero la responsabilità per quello che non hanno fatto e avrebbero dovuto fare. Mai una volta. Siamo con Alessandra Moretti, candidata alla presidenza della Regione Veneto. Partiamo dal tema della sanità. Lei ha parlato della necessità di ridurre drasticamente il numero delle ULSS. Quante potrebbero rimanere nel Veneto? Per far sì che la sanità veneta torni ad essere un'eccellenza, come i veneti la conoscevano qualche anno fa, dobbiamo innanzitutto ridurre il numero delle USL da 21 a 8, con un risparmio di spesa fino a 50 milioni di euro che noi riverseremo in termini di servizi territoriali vicini ai cittadini. Parliamo dei trasporti, c'è una situazione drammatica soprattutto nel Veneto orientale, nella linea Mestre-Portogruaro. Quali azioni si possono fare? Intanto il servizio del trasporto pubblico locale, soprattutto le infrastrutture ferroviarie, sono quelle ferme in Veneto al 1975, i nostri treni sono più lenti di circa 15 minuti rispetto appunto a quegli anni. Beh, dobbiamo pianificare una progettazione insieme agli enti locali, insieme alle comunità, ma dobbiamo dare soprattutto servizi efficienti, implementando la spesa che dovremmo proprio affrontare per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, perché non è possibile che un pendolare aspetti ore oppure veda troppo spesso treni addirittura soppressi. Noi non possiamo far sì che la salute passi in secondo piano, perché la salute non può aspettare, la salute non può aspettare. Io credo che anche su questo Zaia abbia fatto sempre solo propaganda per nascondere la realtà dei fatti. Sì, anche in questo caso, anche nel caso delle liste d'attesa ha fatto propaganda, perché su 270 valutazioni lui ha pubblicato soltanto 44 dati, quelli che gli facevano comodo, per raccontare una situazione molto diversa rispetto a quella che è. Ma la signora del video ci ha raccontato un altro dramma, quello della non autosufficienza, quello dell'assenza della domiciliarità, che purtroppo non c'è in Veneto. Il Job Act Veneto, che cos'è? Nei primi 100 giorni noi attiveremo un piano straordinario per il lavoro attraverso 3 azioni fondamentali. Una lotta forte contro la disoccupazione giovanile, che significa dare incentivi alle imprese che decidono di assumere giovani a tempo indeterminato con contratto di apprendistato. Poi basta ai tirocini gratuiti presso gli studi professionali. Daremo una mano ai professionisti che decideranno di assumere a tempo indeterminato un ragazzo neolaureato che deve fare mediamente 18 mesi presso quello studio e che oggi lo fa gratuitamente. E poi un piano straordinario per chi perde il lavoro a 50 anni. Hanno il diritto anche loro di ritrovare un lavoro, di imparare un mestiere nuovo, e lo faremo attraverso un piano straordinario di apprendistato per gli over 50. Lei ha parlato spesso della necessità di un ruolo più forte per le donne. Che cosa pensa della soluzione di Berlusconi? Ma penso che non si commentano mai le sentenze, credo che quel ventennio sia passato definitivamente e l'obiettivo è quello di cancellare e di mettere la parola fine anche al ventennio di centrodestra della Lega qui in Veneto. Lei ha difeso dal palco anche Mario Draghi, personaggio che spesso viene contestato. Perché? Perché Mario Draghi ha aiutato l'Italia e tutti i paesi europei, ha immesso denaro, più denaro
a favore delle imprese per favorire ovviamente l'accesso al credito, e quindi siccome l'accesso al credito sarà uno degli obiettivi strategici che noi avremo nei confronti della piccola e media impresa, io credo che lui, insieme alle azioni del governo, sia stato determinante per costituire quelle, condizioni macroeconomiche comunque favorevoli alla ripresa. Questa è la cosa più preziosa che ho, perché qui dentro ci stanno gli sguardi, gli occhi, i consigli, i suggerimenti, le passioni, le preoccupazioni dei veneti. È il mio taccuino e lo terrò con me. E a chi mi chiede il motivo per il quale io abbia scelto di dimettermi subito dal Parlamento europeo e di intraprendere questo viaggio lungo, la risposta la conosce già. La prima cosa che un politico che si candida a governare una regione è quella di ascoltare i bisogni dei propri cittadini. Perché la Regione Veneto non è un apparato burocratico, chiuso, con i suoi funzionari. La Regione Veneto non è uno scrigno dove conservare il potere come hanno fatto loro per 20 anni. No, la Regione Veneto deve tornare ad essere la casa dei veneti, la casa di tutti i veneti. E loro non credevano che io avrei avuto la determinazione di visitare tutti i 579 comuni, perché mai nessuno prima l'aveva fatto. Siamo partiti da Laghi, con 122 abitanti. Erano quasi commossi quando siamo arrivati a Laghi, perché non avevano mai visto prima nessun candidato alla regione. Seduto lì ad ascoltarli, a confrontarsi in maniera semplice. Siamo poi arrivati fino ad Erbè, a 286 comuni. Io ho voluto riportare la politica laddove la politica deve stare, tra la gente, in ascolto delle preoccupazioni, dei consigli dei giovani, delle mamme, dei nonni, delle associazioni, delle famiglie, degli imprenditori, dei sindaci, dei nostri sindaci. Ascoltare mi ha arricchito profondamente, umanamente, ma prima di tutto mi ha arricchito politicamente. È stato, guardate, un'esperienza forte, un ascolto e un confronto diretto, sincero, schietto. A volte è stato uno scontro, un confronto duro, a volte molto faticoso. Però io non ho scelto di arrivare nei comuni, di salire su un palco e di tenere un comizio. Io non ho scelto di guardare il Veneto dall'alto al basso. Io ho scelto di guardare negli occhi i veneti, allo stesso loro livello. Ho scelto di guardarli faccia a faccia. E l'ho fatto in un modo semplice, spontaneo, mettendo le sedie in cerchio all'interno dei bar, l'ho fatto nelle piazze, l'ho fatto nei mercati quando la mattina i nonni vanno a fare la spesa, l'ho fatto nelle imprese, nelle nostre aziende, insieme agli imprenditori, insieme ai lavoratori.